266 contagi in più nelle ultime 24 ore in Calabria, aumentano i ricoveri in terapia intensiva, 3 nuovi decessi. Malattie infettive e terapie intensive verso l'esaurimento dei posti letto, crescono i ricoveri a Cosenza e a Catanzaro, c'è un sospetto positivo anche nella squadra di calcio rossoblù. Da nord a sud della Calabria è corsa al tampone nei locali USCA in via degli Stadi a Cosenza, lunghe file, all'Ocri ore di attesa davanti ai laboratori privati dove è possibile sottoporsi al test sierologico. Il governo insiste sui medici di base, devono attrezzarsi per fare i tamponi, ma ci sono molte resistenze per il problema legato alla sicurezza necessaria per ottemperare alla richiesta. Il presidente facente funzione della regione, Spirlì, si rivolge a Mattarella per chiedergli di non avallare il decreto Calabria. Manifestazione spontanea a Catanzaro davanti alla prefettura, c'erano partite IVA, imprenditori e commercianti, il DPCM ci penalizza fortemente. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque in apertura il punto sui contagi che aumentano in Calabria nelle ultime 24 ore, più 266, il Cosentino è l'area della Calabria dove si registrano più casi. Cresce ancora il numero dei positivi in Calabria, nelle ultime 24 ore sono più 266 su 2.888 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus in totale sono 5.830, quelle negative 274.246. Aumentano le vittime, si registrano infatti altri 3 decessi per Covid nelle ultime 24 ore che portano il totale in Calabria da inizio pandemia a 121. Il Cosentino è l'area dove si registrano più contagi. Nel dettaglio, i casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 104, Catanzaro 40, Crotone 19, Vibo Valentia 5, Reggio Calabria 98. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, 26 con un incremento di 7 ricoverati in un giorno. In reparto sono 184 i pazienti ricoverati. Sono dunque 121 le vittime della pandemia in Calabria. Oggi si registrano altri 3 decessi. È morta a Corigliano Rossano un'anziana di 93 anni di Belvedere, mentre a Catanzaro è deceduta una 54enne di Lamezia. Dall'inizio della pandemia sono 121 in Calabria le vittime del Covid. Nelle ultime ore si registrano altri 2 decessi. Una donna di 54 anni di Lamezia Terme, positiva al coronavirus, è morta al Policlinico di Catanzaro dove si trovava ricoverata da giorni. La donna, secondo quanto si è appreso, era affetta da un'altra grave patologia. E a Corigliano Rossano, nel polo Covid dell'ospedale, è invece deceduta una 93enne proveniente da Belvedere Marittimo. Il coronavirus ha aggravato patologie preesistenti. La donna era ricoverata da ieri sera e si allarga di ora in ora il contagio in molti centri della Calabria. Nel Vibonese 2 medici di famiglia sono risultati positivi, sono entrambi di Polia, ma con studi nel capoluogo e a Filadelfia, avviata l'indagine epidemiologica. Positiva anche una dottoressa originaria del Regino ma in servizio nell'ospedale di Serra San Bruno. Al Pugliese Ciaccio di Catanzaro positivi 3 pazienti e 2 operatori sanitari del reparto di ematologia. A Botricello, centro del Catanzarese, aumentano i contagi, sono 31. Nei giorni scorsi anche il sindaco era risultato positivo al Covid. A Lamezia il numero dei casi positivi sale a 150, tra loro anche un residente del campo Rom. Il primo cittadino, Paolo Mascaro, ha già disposto l'isolamento domiciliare per altre 6 persone. Malattie infettive e terapie intensive verso l'esaurimento dei posti letto, crescono i ricoveri a Cosenza e a Catanzaro, c'è un sospetto positivo anche nella squadra di calcio rossoblù. Ha superato quota 100 nel Cosentino la conta quotidiana dei contagi, 14 nel capoluogo, 2 a Rende e 5 a Montalto, ma non è soltanto il dato numerico a preoccupare, bensì la presenza di nuovi focolai e di casi da tracciare per limitare i danni. Sale il numero di ricoveri con un balzo delle terapie intensive che all'Annunziata di Cosenza fa segnare un più 5 rispetto al dato pubblicato dai bollettini ufficiali emessi a fine serata. Sono 15 i pazienti
che nel nosocomio cosentino necessitano di respirazione con supporto ventilatorio e si conferma il trend in discesa dell'età media, 24 in totale nelle terapie intensive della regione. Emerso un caso di positività nel Cosenza Calcio, il calciatore è stato sottoposto a tampone di controllo, così come l'intero gruppo squadra che riprenderà gli allenamenti dopo aver escluso altri contagi o circoscritto le eventuali altre positività, così come prevede il protocollo della FIGC. Massima attenzione a Spezzano della Sira, il sindaco Salvatore Monaco ha diffuso la comunicazione riguardante la positività di un operatore della casa di riposo Villa Marta. Attivate le procedure per ridurre i rischi per ospiti e altri dipendenti. Non si segnalano al momento sintomi sospetti fra gli anziani. Il virus torna a fare la voce grossa anche sullo Ionio Cosentino con 19 nuovi casi, 4 a Cassano, 2 a Longobucco, 10 a Corigliano Rossano. I casi di rientro si mescolano a quelli legati a focolai autoctoni. Ad Acri chiuso il municipio per la positività al test rapido di alcuni dipendenti comunali. Anche il Reggino fa registrare incrementi nel numero dei contagiati, dei ricoveri e purtroppo delle vittime. Una paziente di 88 anni si è spenta nell'ospedale Bianchi Melacrino Morelli. A Palmi situazione delicata con 12 nuovi casi che fanno salire a 53 il numero dei soggetti positivi. L'amministrazione comunale chiede ai cittadini maggiore senso di responsabilità, altrimenti saranno adottate misure più stringenti se non drastiche, recita un post sulla pagina Facebook del comune. Aumentano le ordinanze e le disposizioni relative a istituti scolastici, plessi e classi, chiusure che sono conseguenza della scoperta di casi positivi fra docenti, alunni e loro congiunti. 7 le docenti risultate positive a San Pietro a Maida, apprensione fra le famiglie degli alunni. Nel Crotonese 14 casi hanno convinto il sindaco di Petilia a chiudere le scuole. Anche a Firmo, in provincia di Cosenza, si registrano 2 casi di positività. Uno di questi riguarda un operatore della scuola dell'infanzia. Ecco perché il sindaco Giuseppe Bosco ha sospeso le attività didattiche e amministrative della scuola, disponendo una sanificazione dei locali e degli scuolabus in uso al comune. Alla Mezzia comunicati dall'azienda sanitaria altri nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare, 2 dello stesso nucleo familiare e 3 appartengono ad altro nucleo. In tutto dunque i contagiati sono 101, di cui 2 ricoverati. Borgia e Simeri Crichi, i comuni del Catanzarese dove si registrano più positivi, 15 nel primo caso e 7 nel secondo, con 4 soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare, altri 2 ricoverati a Catanzaro, e così il sindaco ha sospeso in maniera preventiva le attività scolastiche. Così come accaduto in altri centri come Badolato, Soverato, Satriano, Monte Paone, Cropani e Soveria Mannelli, oltre alla città capoluogo, con ordinanza del sindaco Abramo in diversi plessi cittadini. Da nord a sud della Calabria è corsa al tampone nei locali USCA di Via degli Stadi a Cosenza, lunghe file. Fare un tampone a Cosenza è una vera e propria odissea. A darne conferma sono le lunghe file di auto per i tamponi in Via degli Stadi nella giornata di ieri, perché da una settimana circa è stato allestito un nuovo drive-in nella nuova sede USCA. In questi giorni sono state convocate per il prelievo persone risultate positive al test rapido antigenico o per chi avesse avuto contatti stretti con soggetti già risultati positivi al Covid. Ho già la febbre da domenica e quindi vengo a fare il tampone per togliermi la possibilità di non essere positivo. Un numero indefinito di tamponi sono stati effettuati attraverso l'allestimento del drive-in con il prelievo dei campioni effettuato direttamente all'interno delle auto per evitare assembramenti e limitare il più possibile la diffusione del contagio. L'affluenza è notevole. Stiamo avendo un po' di difficoltà più che altro per il traffico che si sta creando a smaltire velocemente i pazienti e a soddisfare ovviamente tutte le necessità. Ovviamente ci sono anche bambini fragili con disabilità e quindi cerchiamo di farli passare avanti sperando di essere rapidi e efficienti nel miglior modo possibile. Siamo arrivati intorno alle 13, ma solo adesso che sono le 17 riusciamo a tornare a casa dopo aver fatto il tampone, racconta una signora che ha accompagnato il figlio venuto a contatto con un amico risultato positivo al Covid. 4 ore di attesa e c'è da crederlo, il serpentone di auto blocca tutta Via degli Stadi creando non pochi disagi agli abitanti del quartiere. È di stamattina che c'è questo caos, ci fossero 2000 macchine ci sono di stamattina e di stamattina non può andare sicuramente.
si può trovare qualche altra postazione, 2 o 3 postazioni a fare i tamponi. Il drive-in resta l'unica soluzione per diminuire l'afflusso negli ospedali, ma nel frattempo i quartieri restano ostaggi delle code e i cittadini sono costretti a rimanere bloccati per ore in attesa di potersi sottoporre al tampone. È assolutamente indecente organizzarsi in questo modo, è dalle 2 che siamo in fila. Non c'era un servizio d'ordine, non c'era un modo per smistare le macchine con i bambini e senza i bambini, quindi questa è una cosa grave. E all'Ocri ore di attesa davanti ai laboratori privati dove è possibile sottoposti al test sierologico. Guardare la telecamera, per favore procedere. Emergenza Covid nel Reggino, aumentano i casi nel capoluogo e nella provincia. Noi ci troviamo in questo momento davanti alla sede, vedete le saracinesche abbassate di un laboratorio privato che solo fino a pochi minuti fa ha effettuato screening a tanti cittadini. Potete vedere con l'aiuto delle immagini anche una transenna necessaria per regolare il flusso delle persone che hanno voluto sottoporsi all'esame. E ovviamente un'emergenza anche organizzativa, perché i kit all'ospedale di Locri sono finiti e c'è in proposito un allarme lanciato dal responsabile dottor Pierdomenico Mammì. I laboratori privati dunque sono arrivati in soccorso, lo ribadiamo, e bisogna dire che la risposta all'utenza si cerca di garantirla nel miglior modo possibile, tanto che ci saranno 2 turni di lavoro. Ora è finito il turno mattutino, nel pomeriggio fino a sera continuerà l'attività di raccolta appunto dei test e sarà garantita in tempi brevi ovviamente la risposta. Le difficoltà però ci sono, un po' per qualche deficit organizzativo a livello pubblico che non dipende naturalmente dagli operatori, ma anche perché le richieste sono notevolmente aumentate con il raggiungimento di un livello di paura piuttosto alto. Ascoltiamo a tale proposito il titolare della struttura, il cui ingresso vedete alle mie spalle, il dottor Alfredo Antico. La situazione è un po' complicata perché la gente sta aumentando a vista d'occhio ed è molto difficile riuscire a farli stare separati. Oggi abbiamo provato a mettere qualche transenna anche all'esterno nella speranza di farli stare in fila, ma purtroppo ci deve essere educazione da parte dei pazienti, perché noi all'interno, più di fare quello che facciamo, non abbiamo possibilità. Speriamo nella loro collaborazione e nella collaborazione di tutti per riuscire a dare un servizio di un buon livello. E a proposito di tamponi, i medici di famiglia dicono no all'ipotesi di effettuarli negli studi. Servono ambulatori ad hoc, dicono, e precauzioni proprio per evitare contagi. I medici di base demandati a svolgere i tamponi, ma non tutti sono d'accordo. Solo ieri la denuncia a potenziare le USCA sul territorio, ma i dottori di famiglia dicono le nostre funzioni sono altre, altrimenti la sanità sarebbe davvero al collasso. C'è una disposizione nazionale che invita i medici di medicina generale a svolgere i tamponi e che deve essere calata nelle realtà locali, quindi c'è bisogno di un accordo regionale che possa permettere innanzitutto di tutelare le colleghe che sono in gravidanza, di tutelare i colleghi che hanno oltre 65 anni, di tutelare i colleghi medici che di per sé sono soggetti fragili e che sono affetti da pluripatologie. Questa è una condizione imprescindibile, come è imprescindibile la sicurezza dei pazienti. Non si può pensare di fare tamponi negli studi medici allocati nei condomini, magari in un quinto piano di un condominio, è una cosa folle. Quindi noi abbiamo bisogno delle strutture per poter fare i tamponi, ma noi stessi per primi abbiamo invitato il direttore generale del Dipartimento di Tutela Salute, inviando una comunicazione immediatamente subito la firma del contratto nazionale per poter definire a livello regionale come poter esplicare i tamponi. Chiaramente i tamponi non vengono fatti a tutti i pazienti, perché noi dobbiamo chiarire questa cosa, sono solamente definiti i contatti stretti asintomatici, i casi sospetti che il medico di medicina generale ritiene di dover far sottoporre a tampone e i contatti stretti di asintomatici allo scadere dei 10 giorni. Ma io vorrei dire, ma proprio solamente 2 parole, guardate, perché la funzione della medicina generale non si ferma
e non è quella dei tamponi. La funzione della medicina generale è che se il sistema Italia non è ancora crollato è perché i dati che abbiamo ieri, 2 novembre, sono di 396.000 pazienti, diciamo, affetti da Covid, 374.650 pazienti sono curati a casa dei medici di famiglia, che li contattano telefonicamente, che restano chiaramente insieme, diciamo che si soffermano sulle criticità della patologia dei pazienti. E di questi solo 19.000 sono in ospedale, quindi 2.000 sono, quindi lo 0,5% sono ricoverati nelle terapie intensive. Quindi immaginate che se 374.650 pazienti che curiamo noi si dovessero riversare negli ospedali, il sistema veramente salterebbe. Adesso parliamo di scuole, delle chiusure disposte dai sindaci sul territorio regionale. Ne abbiamo parlato con la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Fuscaldo. La scuola resta il nodo cruciale in questa fase di pandemia e di aumento dei contagi. Molti sindaci hanno disposto le sospensioni delle attività scolastiche in via precauzionale e per i dirigenti la situazione è davvero complicata. È un vero delirio. Io generalmente sono ottimista, ma vi assicuro che è un delirio. Ci sono problemi di comunicazione a tutti i livelli. Le racconto solo la giornata di ieri, che in teoria la scuola era chiusa, era festa. Abbiamo avuto segnalazione via col passaparola, perché poi le notizie arrivano così, nessuno comunica a noi i casi positivi, siamo noi che li comunichiamo all'ASL e al comune. E, insomma, questa mamma ha chiamato una maestra per dire che la figlia era risultata positiva in un test fatto in un laboratorio privato, che quindi non può essere considerato valido. Ho chiamato il sindaco, giustamente non può fare nulla senza l'ordinanza dell'ASL, ho chiamato l'ASL, giustamente non possono fare nulla senza comunicazioni scritte noi non ne abbiamo, e infine ieri sera il sindaco ha deciso di chiudere per 2 giorni il plesso per fare una sanificazione, ma ad oggi, dopo 24 ore che inseguo persone, genitori, ancora non abbiamo uno straccio di comunicazione scritta. Quindi è veramente un delirio. I medici, invece di visitare i bambini, li visitano per telefono, al citofono, perché hanno paura, non fanno i certificati per farli rientrare a scuola e neanche comunicano all'ASL i casi positivi che hanno, evidentemente, altrimenti oggi la giornata non sarebbe stata così complicata. Noi siamo in un crocevia di fuochi, che io spero veramente che le chiudano le scuole, perché non è possibile lavorare in queste condizioni, è incontrollabile. Cioè, solo con la fortuna di avere l'informazione possiamo cavarcela, ma se una sola sfugge siamo fritti. Noi lo veniamo a sapere nella migliore delle ipotesi dai genitori, però purtroppo non tutti i genitori comunicano per iscritto, alcuni comunicano su Facebook, su WhatsApp, si creano dei casi incredibili e noi alla fine dobbiamo rincorrere la catena per capire da dove è partita l'informazione, se è vera, se non è vera, e poi far partire appunto tutta la catena ufficiale di ASL, comune. Cioè, paradossalmente abbiamo le mani legate proprio per questa mancanza di serietà nella comunicazione tra i vari soggetti che in questo momento dovrebbero invece essere in campo anche con velocità, perché poi ci sono delle lentezze incredibili. Le ASL stanno scoppiando, non ce la fanno più, non riescono a fare tutti i tamponi che dovrebbero fare. Io ho 2 classi della primaria a casa da 10 giorni, non hanno potuto fare tamponi perché ancora non è arrivato il risultato del tampone dell'insegnante che è risultata positiva in una struttura privata. È tutta una catena. E quindi questi genitori chiaramente non sanno che cosa fare, se rientrare o no. Rientreranno perché dopo 10 giorni chiaramente devono rientrare, ma senza nessuna risposta concreta. Il decreto Calabria, il presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirlì si rivolge al presidente Mattarella.
Il presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì, su mandato della Giunta, si rivolge al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedergli di non avallare il rinnovo del decreto Calabria. La riproposizione del decreto, spiega Spirlì, ci preoccupa fortemente, soprattutto alla luce del difficile momento storico che stiamo vivendo a causa dell'emergenza Covid. Il rinnovo e il loro contestuale aggravamento delle misure straordinarie per la sanità regionale, sottolinea ancora Spirlì, è un atto chiaramente politico che aggiorna, di fatto peggiorandolo, un provvedimento chiaramente incostituzionale, dal momento che limita in modo evidente e inaccettabile il principio di autodeterminazione della comunità calabrese. Un decreto, sottolinea Spirlì, che oltre a comprimere i diritti dei calabresi e dell'istituzione che li rappresenta, in poco più di un anno ha peggiorato in modo evidente lo stato della sanità. L'esecutivo, nel corso dell'ultima riunione, ha inoltre preso atto dell'ottimo lavoro svolto dalla commissione esaminatrice, che ha valutato i profili professionali degli aspiranti direttori generali delle aziende sanitarie ospedaliere della Calabria, attualmente commissariate proprio in virtù del decreto Calabria, continua Spirlì. Dopo un lungo confronto interno e anche grazie alle delucidazioni arrivate direttamente dal ministro della Salute Roberto Speranza, la Giunta regionale ha deciso di non procedere con la nomina dei nuovi vertici delle aziende. L'esecutivo aspetterà la scadenza del decreto Calabria fissata per la mezzanotte di oggi e, nell'eventualità di una vacatio amministrativa provocata dal governo, procederà già nella mattinata del 4 novembre a nominare i reggenti delle varie realtà sanitarie della regione. Una manifestazione pacifica, quella che si è tenuta davanti alla prefettura di Catanzaro. Hanno manifestato cittadini, titolari di partite IVA e commercianti per dire no alle decisioni prese dal governo per far fronte all'emergenza Covid. In questo momento protestare, chiamare ciascuno alle proprie responsabilità non vuol dire mancare di rispetto a chi ha perso la vita, ma vuol dire principalmente, invece, al contrario, onorare. Un lungo applauso apre la protesta davanti alla prefettura a Catanzaro. Cittadini, imprenditori e titolari di partite IVA hanno manifestato pacificamente contro le decisioni assunte dal governo per far fronte all'emergenza Covid. Un sit-in organizzato dal Comitato Salute, Lavoro e Libertà, oltre al Comitato Italia Libera. Il problema è che fanno passare la nostra categoria per quelli che vogliono a tutti i costi dire che il Covid non esiste o che non stiamo vivendo una situazione di allerta. Noi siamo coscienti che questo virus esiste. Noi l'unica cosa che stiamo dicendo, visto che sono passati ormai 7 mesi, 8 mesi e sembra che la situazione addirittura a livello di conteggi vada a peggiorare, quella di metterci in condizioni di convivere con questo virus. Quindi se dobbiamo lavorare, che ci diano gli strumenti per poter lavorare. Un bar non può fare servizio solo da sport, una pizzeria non può lavorare come sembrerà da mercoledì soltanto con il domicilio, perché è umanamente impossibile. Oggi non ci sono, come ha detto chi mi ha preceduto, negazionisti, violenti, camorristi, come certa politica vorrebbe far credere. Oggi ci sono appunto i cittadini che non vogliono e le categorie che non vogliono sobbarcarsi il peso delle inefficienze di un paese. In piazza anche i rappresentanti del sindacato infermieri del Pugliese Ciaccio di Catanzaro, che avvertono: attenzione, i posti stanno per terminare. L'ospedale sta veramente andando in crisi. Allora, abbiamo dei posti, quasi 30 posti, tutti occupati in malattie infettive, dobbiamo fare altri posti. Ma io voglio dire una cosa importante. Voglio dire che non è organizzata bene la situazione qua a Catanzaro, bisogna organizzarla ancora meglio. Io cerco di dare il mio contributo, perché da tanti anni che lavoro in ospedale e cerco di dare anche il mio contributo. Il contributo da dare è quello, si deve capire se il centro Covid è a Germaneto oppure al Pugliese Ciaccio. Non si possono due strutture cercare di inquinare due strutture. Allora cerchiamo di fare un pronto soccorso a Germaneto, un pronto soccorso Covid, perché Germaneto è un ospedale fatto nuovo, quindi ci sono dei percorsi dove l'ammalato riesce a non inquinare gli altri reparti, mentre al Pugliese Ciaccio, che è del 70, non ci sono dei percorsi dove quindi siamo tutti a rischio, anche gli operatori sanitari. E non si deve, cioè gli operatori sanitari, se noi siamo tutti positivi, l'ospedale chiuderà.
E nella zona rossa di Casali del Manco le ansie degli esercenti commerciali. Casali del Manco, zona rossa ormai da 18 giorni, strade deserte nel centro della Prisila Cosentina dove c'è paura e incertezza. Chiusi molti negozi, consentito soltanto la consegna a domicilio per bar, pizzerie e ristoranti, ma i danni economici sono ingenti. Purtroppo siamo chiusi come zona rossa da 17 giorni e non abbiamo avuto nessuno ci ha rassicurato nel dirci non vi preoccupate, ci sarà un'apertura a breve, siamo chiusi e non si capisce quando riusciremo ad aprire le nostre attività. Il problema è che non tutti hanno la possibilità di andare avanti in un momento in cui comunque le spese ci sono e le entrate mancano da più giorni. Siamo chiusi già quasi da 20 giorni, no, questa è una situazione che non può durare più, siamo al collasso, stiamo facendo un po' di domicilio la sera con qualche pizza ma non riusciamo a tirare avanti la giornata, è proprio impossibile ed è impensabile. Abbiamo dipendenti, abbiamo famiglia e non si può più andare avanti così. Una rovina totale, siamo una rovina totale, completamente nell'assurdo, nel senso che abbiamo 15 dipendenti assunti e siamo con questo zero di incassi. Stiamo provando a fare le consegne a domicilio ma risultano zero. Il panificio è aperto ma le difficoltà non mancano. Io dico che sono più o meno fortunate tra virgolette, però il calo delle vendite lo riscontriamo anche noi. Giustamente i clienti sono preoccupati, non lavorando e hanno paura. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Sedute in rialzo per le borse europee, trainate anche da Wall Street. I riflettori sono puntati sulle urne americane che decreteranno il vincitore fra il democratico Joe Biden e l'attuale presidente Donald Trump. L'inquilino della Casa Bianca sembra aver recuperato terreno su Biden, alimentando i timori dei mercati per un risultato contestato. Una vittoria netta di Biden potrebbe determinare un massiccio piano di stimoli fiscali, oltre ad un approccio più liberale sul commercio rispetto alla politica protezionistica di Trump. In Asia, la Cina ha sospeso la quotazione di Ant Group, frenando un'operazione da 35 miliardi che sarebbe stata la maggiore IPO di sempre. Così a Milano il FTSE MIB archivia gli scambi in progresso del 3,2%, ben intonato come il FTSE 100 di Londra a più 2,3%, il CAC 40 di Parigi a più 2,4%, il DAX di Francoforte e l'Ibex 35 di Madrid a più 2,5%. Oltreoceano il Dow Jones viaggia positivo a più 2,5%, l'S&P 500 guadagna il 2,3% e il Nasdaq il 2,2%. Sul Forex l'euro-dollaro si rafforza a 1,173, mentre il cambio tra il biglietto verde e lo yen è in lieve calo a 104,5. Tra le materie prime prosegue la rimonta del greggio con il Brent a più 1,8% a $39,7 e il VTI a più 2,2% a $37,7. Sull'obbligazionario il BTP Bund si riduce a 135 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,73%. Tornando a Piazza Affari, fra le big cap avanza soprattutto Ferrari a più 7,1% dopo i conti, bene anche Pirelli a più 6% e Leonardo a più 5,5%, mentre scivola in coda al FTSE MIB Prysmian a meno 0,8%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria, prosegue una fase di tempo stabile garantita dalla presenza di una vasta struttura anticiclonica sull'intero Mediterraneo centro-occidentale. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani avremo velature diffuse con temperature leggermente sopra le medie del periodo. Passiamo a mari e venti, domani mari calmi con brezze deboli ovunque. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.